Ancora qualche settimana così e sinceramente se non arrivano ristori sicuri, certi e adeguati a sostenere le imprese, per molti pubblici esercizi potrebbe essere la fine. E qui si sta decretando anche la nostra morte. Sembra che il governo non si prenda la responsabilità di capire cosa vuol dire fare impresa e come si deve fare impresa. Hanno camminato fianco a fianco, partendo dalle fasce gialla, arancione e rossa, per poi attraversare il tappeto nero e fermarsi davanti a un tavolo apparecchiato senza sedie. Non ce la fanno più i pubblici esercizi della provincia di Padova, 3.500 imprese, ognuna a 7-8 persone al lavoro e con loro tutto l'indotto, e hanno pensato di raccontarlo alla città davanti alla prefettura. Critici sulla partita dei ristori, ecco il perché. È stata fatta una scelta di darci il 100% che non è ancora arrivato per il mese di dicembre sulla base di aprile, calcolando che nel mese di aprile rispetto al fatturato che noi facciamo in dicembre è una piccolissima percentuale. Di conseguenza ci ritroviamo a soffrire un nuovo lockdown che paragonato al primo è ancora più difficile. Del resto la chiusura di Natale, il periodo più ricco di incassi, ha messo in ginocchio imprese già provate. Al loro fianco il Comune di Padova che nel 2020 ha stanziato quasi 5 milioni di euro per sostenere queste imprese. Ora ci attendiamo che arrivino i ristori per queste attività che sono quelli previsti quando una regione sale di livello, come è il caso del Veneto da giallo arancione, c'è bisogno di certezza. Nel generale mare di lacrime c'è qualcuno che sta anche peggio, come gli ambulanti delle fiere o chi gestisce i locali da ballo. Questi sono chiusi dall'inizio del contagio, da fine di febbraio, e questi non sono neanche considerati, il governo non ha mai pensato che esistesse questa categoria, di conseguenza loro non sono mai stati ristorati, non hanno mai percepito assolutamente niente. Il 23 febbraio è un anno che siamo completamente chiusi, salvo una piccola parentesi estiva di 5 o 6 settimane. Quanto pensa di poter andare avanti ancora? Ma noi ci siamo dati un limite, non glielo dico, ma ce lo siamo dati. Ce lo siamo dati e non manca molto.